contento di essere qui oggi, guardate, perché sinceramente aver sentito parlare i relatori, Francesco Casula, Piero Maro, e Felice Loris, il professor Bandino, per non parlare del nostro segretario, sono stato profondamente colpito dalla molteplicità di idee che ci sono all'interno di questa nazione, di questo sindacato, di questo popolo. E mi guardo per il fatto che, essendo a più di 200 km di qua del Tirreno, al di là del Tirreno non sanno altro che progettare cose nefaste per il nostro territorio. Cose nefaste, intanto per cercare di non dare appunto la possibilità di sopravvivenza ai pastori, a questa cultura, come aveva espresso così bene il professor Bandino, dove noi tutti abbiamo avuto la possibilità di poter nascere e poter sentirci orgogliosi di questo posto in cui noi viviamo. Perciò la cultura del subastorio, io ho vissuto 40 anni fuori dalla Sardegna, perciò sono ora che sto apprendendo tutta una serie di cose che prima non sapevo, perché essendo da bambino fuori difficilmente riesci a mantenere quelle che sono le tradizioni, no? Perché è la tua origine, è così per tanti emigrati, è difficile, no? Vorrebbero tornare a questa terra veramente dove è scritto in un versetto nella Bibbia: scorre il latte e miele, perché ci sono i pastori che fanno scorrere il latte e miele qui in questa terra benedetta. E poi invece arrivano questi soggetti che cominciano a dire: vogliamo portare l'industria, un'industria forzata che ti leva quella che è la tua cultura, che ti spezza il tuo legame con la tua terra, che ti spezza anche la tua vita, perché basta vedere quello che vorrebbero fare ora, le centrali nucleari. Ma vi rendete conto? In una terra così piccola, 24.000 km quadrati, che vogliono costruirci 24.000 km quadrati, sì, vogliono costruirci addirittura una centrale nucleare, che è proprio l'apoteosi dell'inefficienza, è proprio il massimo della malattia, è il disfacimento più totale del territorio. Oggi possiamo leggere sui giornali quello che sta succedendo in Giappone, che mi dispiace molto per quel popolo, vedere che uno tsunami, entrando con la sua ondata sopra questa centrale nucleare, sta creando dei problemi che probabilmente tra poco stanno chiedendo aiuto agli altri, non sanno come fare. E noi abbiamo dei soggetti sardi che vivono a Roma, che pensano invece che con il cuore, con la testa in Sardegna, pensano con un'altra testa, quella della casa a Roma, perché siamo di Roma. Cioè diventano degli estranei, non riconoscono più le loro radici. Quando ero bambino, che ero in Lombardia, che mi menavo perché ero un terù, io rivendicavo la mia sardità nonostante non avessi più le mie radici e poter coltivare quello che era il legame con la mia terra, perché sono tornato in Sardegna quando avevo già 19 anni, una cosa immensa se ci pensate, il sole di questa terra che non c'era più negli occhi di questo bambino e si ritrovava in un luogo sperso, dove c'era una piana enorme, dove non c'era niente altro che industrie, fumi, veleni e lotte degli operai che si ribellavano a questo stato di cose, e noi vorremmo fare come la Camus e portare qui quella porcheria in questa terra. Assolutamente no, assolutamente. È inaccettabile. Non possiamo delegare a qualcun altro la storia della nostra terra, le decisioni sulla nostra terra, di come noi ci dobbiamo in qualche modo sviluppare o non sviluppare, perché non è detto che dobbiamo per forza sviluppare chissà che cosa. Dobbiamo dare forza alla nostra capacità imprenditoriale, nel senso
di tirar fuori quelle che sono l'immagine e la capacità di quelle che sono le parole, come ho capito bene dal professor Bandino, dove ci fa capire quanto siamo veramente alti rispetto a qualcosa che ci vogliono in qualche maniera porre una cappa per fare in modo che noi non esprimiamo le nostre capacità, la nostra creatività, perché è questo che c'è in questo paese, perché è questo che esprimono i pastori, è questo che esprime il popolo sardo, la creatività, quella con la lingua, quella con il pensare, quella con il suo movimento, quello con il suo guardare, quello di non stare sopra un monte a guardare una bella vallata verde dove ci sono queste pecore che pascolano e dove ci sono tanti animali che non sono altro che vita per questa terra, vita per noi. Ecco perché io adesso voglio chiudere dicendo che siccome ci sarà un referendum consultivo sul nucleare, impegniamoci tutti quanti, a partire da noi in prima persona, coinvolgendo i nostri amici pastori e tutti gli intellettuali, perché sono una parte consistente della nostra società, come ci ha fatto capire il professor Bandino. Ogni pastore è un intellettuale, ogni uomo, ogni donna di questa terra è un intellettuale che esprime conoscenze e capacità per dire no a questo stato di cose ci vogliono imporre. Riccardo Piras, che ho già detto fa parte dell'associazione Sardegna Agricoltura. Allora, secondo me, parlando così abbiamo tutti ragione. Perché? Perché andiamo a toccare dei punti cruciali della vita odierna, di ogni giorno. È solo che ci sono delle cose che non vanno bene. Non vanno bene perché io mi riferisco al periodo della guerra, anche se non l'ho conosciuto, e sostengo fermamente una cosa, che i nazisti, con tutto il rispetto degli ebrei, macellavano gli ebrei perché non si ricordavano. Oggi in politica sta succedendo la stessa cosa con il mondo agricolo e pastorale. Noi siamo una cultura millenaria, scusate se sbaglio perché mi emoziono sempre quando parlo di fronte alle persone, e stanno cercando di cancellare questa cultura millenaria di saperi, di averi, di tante cose, perché un agricoltore, un pastore non si crea come si crea un elettricista mandandolo a quelle scuole di formazione professionale, che oltretutto adesso nemmeno ci sono più e non stiamo creando niente più. E sostengo sempre un'altra cosa molto importante, che in qualsiasi nazione democratica, se non c'è l'agricoltura e la pastorizia come capitolo principale nella spesa pubblica di una nazione, non esiste niente. Cioè, se noi prendiamo l'America, che è il paese più democratico del mondo, più industrializzato del mondo, nel 2010 per i suoi 2 milioni di agricoltori ha stanziato a fondo perduto 60 miliardi di dollari. Cioè l'Italia per i suoi 2 milioni di agricoltori l'anno scorso non ha stanziato nemmeno un lira, compreso la regione. Perché? E questo mi fa riflettere, perché lo stanziamento del 2011 l'America ha stanziato 120 miliardi di dollari e l'Italia non ha stanziato niente. La regione, meglio di mettere i soldi, fa di tutto per non metterli e poi non ci mette in condizioni di spendere nemmeno quelli che ci sono delle comunità europee. Perché questo? Perché sembra che i funzionari che abbiamo noi nella regione
i soldi li tolgono fuori loro, dalle loro tasche. Cioè se la regione, se la comunità europea mette 10 paletti, la regione ne mette altri 100 e nessuno attinge a quei fondi. Però il problema non è nemmeno quello, il problema è anche un altro, che non abbiamo più una continuità. Per esempio io ho 2 figli, uno ha 29 anni e uno ne ha 27. E io, parlando da poco, ho detto, mi sa che ampliamo l'azienda e facciamo un buon lavoro facendo degli investimenti. Cioè io avevo un decreto in mano di 1 milione di euro, ipoteticamente da spendere, cioè non sono riuscito ad attingere a questo, perché ti hanno messo tanti di quei paletti che avremmo tenuto in casa a macchia. E i miei figli mi hanno detto, ma papà, ma che ce l'ho fatto? Ah, io sono amico del tale, entro a lavorare nella sanità. E l'altro ha detto, io non ne voglio più sapere, entro in un'altra parte a lavorare. E io mi sono guardato intorno e ho detto, che investimento vado a fare? Sono da solo, fra poco sono rincoglionito perché ho 54 anni, cosa duro, altri 10-15 anni. E poi chi la segue non lo segue nessuno. E si chiude l'azienda. Però ho imparato anche un'altra cosa di questo. Che in domu, su drigo, guardate che in domu, di là non ti vai mai. Come dicessi di uomo vai su di là. Su drigo, su gas, sapete. Ma metamorfosi che non si riesce a capire per che cosa sia. Cioè io vengo da Decimo Puzzo, dove abbiamo 500.000 metri quadri di serre, strutture serricole in ferro vecchio. E vi dico che ne stiamo lavorando nemmeno il 10%. Perché? Perché non abbiamo un sostentamento economico, perché noi avevamo già previsto 35 anni fa, quando andavamo a fare il casino a Cagliari, che se sarebbe arrivati a questo punto di non ritorno. È solo che ci hanno messo contro tutta l'opinione pubblica, compreso gli altri colleghi degli altri settori, che era l'ovicaprino, il vaccino. Cioè, Narendi, Canoso, se dobbiamo comprare fuori strada, se dobbiamo comprare villetta, se non teniamo cattedra a parlare. Cioè, se voi venite a Decimo Puzzo non c'è un agricoltore che ha la villetta al mare. Cioè, se ha un fuoristrada vecchio perché gli serve per andare in campagna. I politici vecchi hanno tutti il fuoristrada, le villette al mare. Cioè, io molte volte mi metto il problema che conosco molti funzionari, no? E come ti fai questo? Mica 2.000 euro su mese. Cioè, 3 villette in mare, 4 domus su castello, i figli sono studenti in America. Cioè, ma che non per questo studiare 2.000 euro su mese? Cioè, noi siamo dei evasori, noi siamo illari. Noi dico però per tutto il mondo produttivo. Perché questo problema ce l'abbiamo in artigianato, in agricoltura, in zootecnia, in tutti i settori. L'unica cosa che sta andando bene qua in Sardegna è la Saras. Che la Saras ci ha fatto uscire dall'obiettivo 1 con il reddito pro capite, solo che non c'è stato un imbecille di politico sardo che sia andato a Bruxelles a rivendicare quella malefatta nei confronti del popolo sardo, dove abbiamo perso un casino di finanziamenti strutturali e infrastrutturali dove non potremmo più attingere. I convegni sono belli, c'è tanto da dire, tanto da fare, però io non, cioè perché se ci lasciamo andare, cioè non ci basta né un giorno, né una settimana, né un mese, perché c'è tanto da fare e tanto da dire. Poi abbiamo un'altra cosa, cioè io non sono contento del sistema politico degli ultimi 40 anni, ma per nessun motivo, perché è un susseguirsi di destra, sinistra e centro, dove ognuno rimbalza le sue colpe scaricandole sugli altri. E se avremo cose che in alta che andava, però non andava con le 2000. Ma scusa, dopo che ci sei?
E a me adesso dice via prima, non me ne conta niente. E su interlocutori mille, e tu. Poi, una volta Dio sei eletto, può risolvere questo problema. Cioè invece qua sono stati eletti per creare dei problemi. Ormai la politica si è ridotta a un sistema familiare, tutti passano in scarica, se te babbo un figlio, commenta su un notaio, cioè se noi non riusciamo a spezzare questa catena è la fine per tutti, per tutti. E qui per andare avanti le cose bisogna sederci a un tavolo e ripartire a discutere dei prodotti agricoli. Quando dovrà questionare del prezzo del trigo, del latte e del gas, pensate, fai da fare un ragionamento. Grazie. Guardi, Modesto, e poi si presenta anche lui, ha già accennato all'iniziativa con Brassardo e noi l'abbiamo conosciuto in questo modo, soprattutto io e Marco Mammeli, e poi la CSS ha dato una mano per raccogliere le firme. Anzi, a che punto siamo? Abbiamo raggiunto il risultato che ci eravamo prefissati di ottenere appunto queste firme per presentare questa proposta di legge che stiamo portando avanti, che introduce due elementi fondamentali. Il primo, che è anche quello che ci chiede la stessa Unione Europea con il regolamento 510, di valorizzare le produzioni tipiche e identitarie, perché fanno parte della nostra cultura. E qui appunto ho sentito da parte dei relatori quanto sia importante inserire alla produzione materiale il valore aggiunto e addizionale della cultura che questa materia prima ha in sé. Quindi infatti l'articolo 1 della proposta di legge prevede che tutti i prodotti tipici e identitari della nostra tradizione agroalimentare siano prodotti esclusivamente con materia prima prodotta e coltivata in Sardegna. Se noi riusciamo a far passare questo, voi non avete idea le pressioni che ci sono per non far passare questa proposta di legge. Il sottoscritto ha subito minacce, denunce, mi hanno messo il cellulare sotto controllo, tutte queste cose. Noi è importante, andiamo avanti lo stesso perché credo in questa battaglia. L'altro elemento che introduce questa proposta di legge, io ho portato anche le brochure con la proposta di legge, se avete piacere dopo le possiamo distribuire, così abbiamo un po' di tempo per continuare la raccolta delle firme, possiamo incrementare il numero di queste firme. L'altro elemento che introduce questa proposta di legge è un marchio identitario che certifica appunto che la materia prima utilizzata e quel prodotto è stato prodotto e coltivato in Sardegna. Quindi stiamo rovesciando la medaglia, stiamo impedendo agli industriali che importano la materia prima di fregiarsi del nome Sardegna e stiamo facendo sì che il problema se lo pone chi non ha il marchio, che diventa appunto un marchio pubblico che noi proponiamo. Se poi, come dire, la regione ritiene che il nostro sia brutto e che vuole introdurne un altro, va benissimo, l'importante è che i principi ispiratori della proposta di legge rimangano questi. Abbiamo avuto la fortuna negli ultimi 2 giorni prima della stesura definitiva della proposta di legge di trovarci la legge ormai attuata dal 2005 dalla provincia autonoma di Bolzano, che ha già avuto l'approvazione da parte del Ministero dell'Agricoltura e dell'Unione Europea e di fatto ci siamo trovata praticamente identica, anche se noi non la conoscevamo prima, ma abbiamo lavorato sullo stesso binario, probabilmente loro con specificità diverse di fatto sentivano le medesime esigenze che sentiamo noi. E abbiamo puntuato da quella proposta di legge quelle 3-4 cose che hanno consentito a quella legge di avere l'approvazione del Ministero e l'approvazione dell'Unione Europea. Guarda caso,
sono ben più avanti di noi da questo punto di vista, ci troviamo a proporre o ad avere le stesse esigenze di un quadro normativo e legislativo particolare di una provincia autonoma come quella di Bolzano, e quanto gioverebbe a noi un'indipendenza reale. Parlando con questo amico consigliere provinciale della provincia autonoma di Bolzano, che ha potere di legiferare rispetto ad altre province, un giorno gli ho detto: senti, fammi capire una cosa qua, anche per riallacciarmi ai discorsi che avevamo qua sull'importanza del pastoralismo, non solo sulla produzione di beni materiali, ma tutta una serie di altre cose. Io ho fatto la domanda: ma come fate qua a Bolzano ad avere le campagne così ordinate, così belle, senza immondezza in giro, ben curate? Semplice. Lui ha risposto così: semplice. La provincia autonoma di Bolzano finanzia le aziende agricole per la custodia dell'ambiente. Era una cosa semplicissima, e questo potremmo farlo anche noi, perché se andiamo a fare la somma, io da un po' di tempo che ne stiamo parlando, che sto cercando di proporre questa cosa, di portare avanti questa iniziativa, vi invito, se vogliamo, a confrontarci tutti assieme, magari possiamo portarla avanti anche assieme. Chi meglio dell'impresa agricola, questo è fondamentale per noi, svolge la funzione di presidio del territorio, di custodia dell'ambiente e di valorizzazione dello stesso, e al contempo gli si dà la possibilità all'azienda agricola, e anche qui i relatori che mi hanno preceduto hanno detto benissimo, di far sì che ci sia un reddito maggiore che deriva da tutta una serie di contorni alla produzione primaria. Faccio un esempio, questo perché bisogna anche andare su binari paralleli, e quest'anno è anche l'anno della biodiversità, e noi biodiversità in Sardegna ne abbiamo tantissima che potremmo sfruttare, e la biodiversità non è solo biologica, ma è anche culturale, è anche umana, oltre che genetica. Sicuramente si parlava qui del fatto che prima sul Monotto, come dire, si facevano certi tipi di formaggi che avevano caratteristiche organolettiche particolari. Quanti sanno in realtà, e questo è l'addizionale culturale, Felice, tu lo conosci benissimo, l'addizionale culturale, quanti sanno perché quel formaggio è così particolare? Perché magari quel pascolo è composto di un determinato specie di erbe che dà quelle caratteristiche a quel formaggio, che non può darla un'altra erba. E questa è l'addizionale culturale che molti vogliono e che molti chiedono. Perché, per esempio, un formaggio che deriva dallo stesso pascolo, stagionato in una cantina, Felice correggimi se sbaglio, ha un sapore diverso, oppure fatto da un pastore ha magari un sapore diverso rispetto a quello fatto da un altro, perché magari in quella cantina si sono sviluppati dei lieviti, e qui è la biodiversità, il valore aggiunto alla produzione, si sono sviluppati dei lieviti che danno caratteristiche diverse ancora a quel formaggio. Oggi la gente che corre veloce e che è distratta ha poco tempo di soffermarsi su queste particolarità, però se noi riusciamo a far passare il concetto che oltre alla degustazione di un prodotto di qualità buono, quella persona sta arricchendo la sua cultura perché scopre tutte queste cose e perché il pastore gliele sa trasmettere. Questo è il valore aggiunto che nessuno mai potrà imitarci, perché se noi accettiamo questa sfida, su questo campo non ci batte nessuno. Come diceva giustamente il professor Bandini, siamo stati in grado di produrre una cultura e una civiltà che non ha uguali, e che, questo ve lo dico dal cuore, ma lo sento, perdonatemi, sicuramente il professor Casuri in questi giorni, che si parla tanto di unità d'Italia, che ho pensato e ho detto
tante volte il riferimento ai suoi scritti, ai suoi studi, avrebbe tanto da ridire. Purtroppo l'Italia, che è più povera di noi in termini culturali, in termini di linguaggio, in termini di capacità di produzione di civiltà in questo momento, ci sta negando la nostra cultura, sta negando la nostra storia, ci ha privato dei nostri eroi. Ok, ne abbiamo avuto tanti. Chi li conosce i nostri eroi? Forse qualcuno. Ma ditemi se a scuola qualcuno di noi ha mai sentito parlare della nostra vera storia, della nostra vera cultura, di quelle che sono state i nostri condottieri. Perché? Perché è normale questo. Perché quando si vuole sopprimere una civiltà, una cultura, si priva dei propri eroi e della propria storia. Questo non è che l'hanno fatto solo con noi, l'hanno fatto dappertutto in tutto il mondo, è una cosa normale. C'è stato un finanziamento da poco dell'Unione Europea alla provincia di Cagliari per valorizzare le vestigia dell'impero romano. Perdonatemi, io sono l'unico che ha votato contro, avendo poi l'approvazione di tutti gli altri. Noi ancora oggi siamo noi i primi ad avere la responsabilità da questo punto di vista, che possiamo esprimere una cultura diversa, che possiamo esprimere una civiltà diversa, siamo costretti a subire culturalmente quello che gli altri ci impongono. E alla fine sono riuscito a far sì che il Consiglio provinciale di Cagliari, per quel poco che può fare, si impegnasse a chiedere a tutte le scuole della provincia di Cagliari che si dedicasse un'ora di lezione alla storia della Sardegna. Perché se noi priviamo le future generazioni della nostra storia, della nostra cultura, tutto quello che abbiamo appreso e che il pastoralismo ha fatto creando questa civiltà, lo perdiamo definitivamente. Già io ho difficoltà, io ai miei figli cerco sempre di insegnargli le frasi in sardo e poi le ripeto in italiano o viceversa, il bilinguismo vero, ma già loro che non vedranno più certi prodotti, noi stessi siamo i primi che non riusciremo a trasmettergli il termine di quel prodotto, oppure tutto il corollario di frasi, come diceva il professor Bandino, la creazione delle frasi, dei concetti che ruotano attorno a quel prodotto. Quindi questa è già una perdita. Quindi quello che dobbiamo fare e che ci differenzierà su tutto sarà questo, quello di recuperare la nostra cultura, la nostra civiltà e far sì che questo sia il valore aggiunto ai prodotti agroalimentari della nostra terra. Felice, che è sempre coraggioso nelle sue uscite, ha detto una cosa sacrosanta prima. Se noi priviamo il mercato della materia prima e a questo aggiungiamo il fatto che impediamo che per i prodotti tipici identitari importino prodotti che non ha senso che un nostro pane carasau o un nostro pecorino sia fatto con latte che arriva dalla Romania o con grano che arriva dall'Ucraina, così come tanti altri, no? Facciamo sì che la gente si accorga di quanto sia importante, non per noi, ma per l'indotto che ruota attorno all'agricoltura. Perché questo è vero. Io provengo da una famiglia di agricoltori, non di pastori. So cosa vuol dire quando sei a casa c'è difficoltà monetaria perché non si riescono a pagare le cose. Mi sono reso conto, e nonostante sia dipendente pubblico, sono dipendente di un'agenzia regionale che si occupa di agricoltura, quindi queste tematiche le conosco. E a volte diventa anche difficile dirlo agli stessi colleghi, no? Però piano piano lo stiamo capendo. E gli dico, ma scusate un attimo, siamo 2000 dipendenti, ma con la crisi dell'agricoltura che c'è oggi, come facciamo a giustificare questo?
diamoci una ragione, però guardate, questi colleghi non hanno colpa di questo, perché loro sono i primi che dicono se c'è questo, mettono in difficoltà il nostro posto di lavoro, anch'io ho famiglia, ho figli, anch'io devo dargli da mangiare, giustamente. Però non è facendo la battaglia contro questi che si risolve il problema, perché tanto, siccome sono beni pubblici, non si occupano più di agricoltura, si occupano di altro, quindi il problema non cambia. Ma è il concetto che vorrei far capire. Il concetto, come diceva Felice, è che se manca la materia prima, l'indotto si accorge del problema e noi abbiamo necessità di far sì che ci si renda conto che l'economia della Sardegna e la cultura della Sardegna e del suo popolo inevitabilmente passa attraverso le produzioni agricole e agroalimentari e attraverso l'agricoltura e la pastorizia. Grazie. Gianni Sorrentino. Io mi siedo perché mi stanco a stare in piedi. Per prima cosa volevo dissentire dall'ultima affermazione. Io non conosco il signore, ma perché dobbiamo aspettare che manchi la materia prima per accorgersi del problema? Cioè, voglio dire, con tutta la gente che c'è, alla regione, commissioni, c'è un esercito di persone che dovrebbero pensare, un esercito di persone che ha millantato di tutto e di più. I famosi, non so se vi ricordate, 100.000 posti di lavoro che qualcuno ha promesso. 170, cioè non c'erano nemmeno 100.000 disoccupati in Sardegna, ci sono adesso. Dopo 2 anni di Sardegna che sorride, cioè, è stata promessa la Sardegna che doveva tornare a sorridere. Non capisco perché. Poi il discorso è talmente ampio che non riesco a trovare un filo per portarmi da un problema all'altro. Compriamo sardo. Allora, con la crisi che c'è, con la fame che c'è, con la gente che non arriva non alla fine del mese, ma dopo la prima settimana deve chiedere l'aiutino al papà, allo zio, al fratello che magari ha più disponibilità, chissà perché, non lo so. Comunque, per quale ragionevolezza dovrebbe acquistare un prodotto sardo che costa 3-4 volte di più? Non so se siete andati a vedere i prodotti a chilometro zero, a merce a chilometro zero. In teoria, essendo la filiera più corta, dovrebbe costare molto di meno, non si capisce perché, e invece costa molto, molto di più. Allora, chi già ha problemi di arrivare a fine mese, per quale ragione dovrebbe comprare lo stesso prodotto che gli costa 4 volte tanto? Tu ce l'hai una ragione. Perché io dovrei comprare un'arancia o delle arance che mi costano 4 euro al chilo quando sotto casa c'è una botteghina che me la mette a 90 centesimi? Pure perché devo comprare quando mi basta un bicchiere di latte e mi ceno, no? Perché il meccanismo è quello. Sì, ma perché? Non c'è una ragione. Anche il biologico, voglio dire, signore, il biologico è anche da sfatare, perché voglio dire, col biologico si incursionano secondo me anche dei prodotti che hanno delle muffe che in natura esistono e che magari con accorgimenti altrettanto, non lo so, mirati, uno non riuscirebbe, non le mangerebbe queste muffe, queste cose, che purtroppo esistono in natura, quindi non è che tutto quello che è naturale, sì, ma la muffa a volte è dentro. Non è che tutto quello che è naturale deve essere per forza di cosa più buono dell'altro. Questo io rispondo perché il fatto di non arrivare alla seconda settimana del mese è un problema del pastore, dell'agricoltore che produce, no? È un problema sociale, è un grosso problema sociale, è un problema che viviamo noi, ma pensiamo un po' alle pensioni dei nostri che pigliano 400 euro, insomma come farebbero a vivere a comprare quei prodotti?
nella ricchezza, quando una società crea ricchezza, poi va a scegliere anche i prodotti. Non è vero che il prodotto sardo lo paghi di più. Il casino, sai qual è? Che la politica sarda ha voluto circondare le sue città di questi centri commerciali, che sono figli di quelle multinazionali che gestiscono l'alimentazione. Quello è il problema. Quei centri commerciali che non portano beneficio al consumatore e non portano beneficio a piccoli produttori come noi. Cioè una Sardegna, come stiamo descrivendo, non vi possono essere grandi produzioni. Quelle nostre produzioni, prima cosa c'era? C'era una botteghetta che riusciva a vendere. Oggi non riesce più a passare attraverso quella griglia. Il centro commerciale vuole prodotti standardizzati, eccetera, eccetera, con certe caratteristiche e così via, che vanno oltre rispetto alla bontà, alla qualità e così via. Loro guardano per ogni euro che un centro commerciale incassa, gira 67 centesimi e guadagno del centro commerciale, della CDO, solo 17 al produttore. Ecco perché non può andare bene quel discorso che facevi. È un discorso che bisogna fare alla politica. I centri commerciali sono nell'obiettivo delle lotte del movimento, ma non solo del movimento Pastori Sardi, di quel nuovo movimento che sta nascendo nel Mediterraneo. Noi un giorno in tutti i paesi europei dove riusciamo a creare il nostro coordinamento occuperemo i centri commerciali, perché sono le strutture che sono nemiche dei consumatori e dei produttori, sono gli affogatori delle tradizioni, dei prodotti di qualità. La Sardegna ha centri commerciali come la Lombardia. Hanno due primati in Sardegna, cliniche private e centri commerciali, come la Lombardia, cliniche private e centri commerciali. Stiamo scherzando davvero. Quando vai nelle nostre produzioni, se io mi faccio un caseificino piccolo, aziendale, quando mai posso vendere lì? E dove posso vendere? Al negozio sotto casa? Non più, perché anche quel negozio sotto casa è affiliato a quella piattaforma commerciale. Per cui mi dice sì, io te lo piglio, però tu devi passare attraverso il negozio madre. È impensabile, sei fuori mercato. Ecco perché la battaglia, non è vero che il biologico non è buono, il naturale non sempre è buono e così via. Il problema è che il chimico non è buono in ogni caso. Cioè, se una mela alla muffa, tagliagliela a parte, non è che... Poi i prodotti agricoli, badate, sono quelli che costano sempre di meno. Il consumatore non si scandalizza se compra un paio di scarpe 300 euro o una maglietta a 100 euro, però si scandalizza se un chilo di pasta lo paga 10 centesimi in più. Vergogniamoci di fare queste... Ma stiamo scherzando davvero? Ma perché noi diciamo che è normale che l'agricoltura va sostenuta? Proprio per impedire che sia un accesso. Ma però la cultura non deve essere quella e dire va un chilo di pasta oppure un chilo di carne d'agnello, dici ma guarda un po', va a comprare un paio di scarpe 300 euro o una qualsiasi cazzata che è più destinata alla vanità che alla necessità. Ecco, questo io spero di averti risposto bene. No, e cos'è il problema? No? Scarpe da 300 euro non penso che ci sia qualcuno che se le possa permettere. Non è vero. Ci sono altre... scusa, un minuto, conceda professore. Faccio vedere costa 500 euro, vedi qual è la cazzata? Il prezzo sa prima, E non siamo immuni, non è stato detto, ma io credo che un riconoscimento occorra fare al movimento dei pastori, che hanno messo in crisi un vecchio pregiudizio. I pastori soli, poco propensi alla cooperazione,
chiusi e solitari nei loro vili o nelle loro aziende. Credo che non ci sia stato nessun movimento negli ultimi anni, né studentesco né operaio, che abbia lavorato collettivamente come il movimento dei pastori, che periodicamente, quasi ogni settimana, si riuniva, ma con centinaia di aderenti, discuteva, stabiliva i programmi, scadenze, obiettivi di lotta, altro che pastore isolato. Questi insegnano a noi come fare, vedersi insieme collettivamente per discutere e stabilire. Certo, hanno un leader, ma io credo che questo movimento sia caratterizzato come gruppo, non perché c'è Felice Flores, perché insieme a lui ci sono tanti altri leader, ma soprattutto c'è una partecipazione collettiva. Io non ho mai visto manifestazioni così partecipate come quelle del movimento dei pastori. Tenete presente, sono pastori in carne ed ossa, che fanno i pastori, non sono dipendenti, funzionari, impiegati, come nelle vecchie organizzazioni del movimento dei pastorali e agricoltori. Questa cosa bisogna dirla, perché c'è stata proprio una rivoluzione antropologica anche all'interno del mondo dei pastori, che sono usciti dagli ovili e dalle aziende per creare partecipazione, per creare obiettivi, eccetera. Seconda cosa, io sono da sempre sostenitore del bilinguismo. L'unico mio dubbio salpette qual è? Che il bilinguismo va benissimo, ma siccome la parola viene dopo la cosa, se la Sardegna non continua a produrre cose, è inutile che abbia la lingua. Quella lingua ha senso se noi produciamo, perché se ormai tutto quello che noi nominiamo, magari in sardo, sardizzando computer o telefono, eccetera, non è cosa nostra, quella lingua è enormemente deficitaria, è destinata a morire. Terza cosa, io sono un sostenitore del prodotto biologico e del mangiare e produrre sardo. La risposta l'ha data Felice, voglio aggiungere qualcosa. Nella storia, negli ultimi 200 anni in modo particolare, ha vinto l'industria. I prodotti agricoli, secondo me, non costano nulla rispetto ai prodotti industriali. Provate a vedere le statistiche che ci documentano come ogni famiglia 20, 30, 40 anni fa spendeva per l'alimentazione la gran parte del suo reddito. Oggi qualsiasi famiglia spende per l'alimentazione una parte infima, perché spende invece per bollette, controbollette, casa, vestiti, eccetera, l'alimentazione rispetto al reddito di ciascuna famiglia, povera o ricca. Certo, per la povera ci sono diversi problemi. L'alimentazione non dico che è ininfluente, ma è assolutamente una parte minoritaria rispetto all'altra spesa. Allora il problema vero è porre con forza il fatto che il prodotto agropastorale costa pochissimo. Poi a chi lo produce viene dato ancora meno, ma complessivamente non è vero che i prodotti agricoli, questo io lo dico perché produco quello che consumo, frutta, olio, verdure, eccetera. Io dico, se dovessi vendere un litro d'olio d'oliva, ho calcolato solo di spese vive senza il mio lavoro, ma non se ne parla neppure di darlo meno di 10 euro. Non parliamo della frutta, delle patate, eccetera, eccetera. Allora il problema è, e qui investe un discorso generale, di cambiare assolutamente un modello di sviluppo, un modello di consumo. Dentro questo modello di sviluppo e di consumo ha ragione chi dice perché io dovrei comprare, eccetera. Tenendo presente la cosa, ho finito. La Regione Sarda spende la gran parte dei suoi finanziamenti per la sanità. Io mi chiedo quante persone si ammalano perché respirano in un modo, bevono porcherie, mangiano porcherie. Allora io dico, non sarebbe meglio pagare di più un litro di vino invece che tavernello, ma vino come si deve,
e risparmiare nella maglietta firmata, che è vero che non tutti la comprano, ma io avevo alunni che facevano storie con i genitori perché non volevano spendere 10 o 20 euro per un libro, poi lo vedevo che aveva la maglietta Lacoste che costava 120 euro. Allora il problema è proprio mettere radicalmente in discussione questo modo di vivere, di consumare e di produrre, altrimenti non ne usciamo se noi ci fermiamo a un aspetto specifico. Allora, vedete che i fili ritornano, poi c'è dopo Modesto che deve una risposta a Gianni, ha chiesto Antonello. Ma ricordate che un consiglio nazionale e poi anche un convegno a Cagliari è stato dedicato proprio a tutto il dibattito intorno a un nuovo modello di sviluppo. Avevamo qui presente Maurizio Pallante, cioè cerchiamo di tirare un filo, cioè noi stiamo cercando di capire se, certo, dentro questo modello di sviluppo che abbiamo oggi non c'è scampo, la Sardegna muore. È possibile, ci stiamo interrogando, e lanciamo ai giovani anche questo messaggio perché l'abbiamo fatto anche all'università in passato, cioè vedere se tutti insieme riusciamo a cambiare almeno dentro la Sardegna questo sviluppo. E allora le risposte che dà anche Modesto: comprare sardo, vediamo quanto produce in termini di lavoro e in termini di veramente di ricchezza, perché poi i conti si fanno non al prodotto finito, si fanno anche con queste cose. Grazie Giacomo. All'amico che è intervenuto mi ha dato la possibilità di ricordare alcune cose che prima ho dimenticato. Vorrei dare una brochure così poi magari legge e troverà tutta una serie di risposte, alle cose che ha chiesto. Vorrei fare due passaggi molto semplici. E parto dalla materia prima che ho portato. Il pane in casa lo compriamo tutti, okay? Abbiamo fatto un calcolo che l'applicazione di questa proposta di legge porterebbe immediatamente, con l'aumento della richiesta interna, ad un aumento del prezzo del grano al produttore stimato tra i 5 e gli 8 euro a quintale. Okay? Se noi spalmiamo questi 5-8 euro a quintale, e questo ce lo dicono i mugnai, che sono dati, non mi sto ricordando, sono dati che ci forniscono i mugnai e i panificatori, che sono sostenitori di questa proposta di legge. Se noi spalmiamo questi 5-8 euro a quintale per chilogrammo di semola prodotta, abbiamo una distribuzione di 0,5-0,8 euro centesimi a chilo di semola. Okay? Se poi lo trasportiamo al prezzo del pane, per ogni quintale di semola siamo in grado di produrre intorno ai 200 kg di pane, abbiamo un aumento del pane, se questo fosse il calcolo nudo e crudo, di 0,4-0,5 centesimi a chilo massimo, ok? Con un beneficio per l'impresa agricola ben più ampio, che porterebbe ad una convenienza a ricoltivare i terreni e un immediato ritorno in termini occupazionali dei lavoratori, dei posti di lavoro che sono stati persi negli ultimi anni solo per la produzione di cereali. Noi negli ultimi anni, dagli anni 90 a oggi, abbiamo perso 1100 posti di lavoro solo sulla produzione di grano. Ok? Provate a fare lo stesso ragionamento sulla produzione di formaggi e di latte. Allora poi non ci dobbiamo scandalizzare se in famiglia abbiamo tutti figli disoccupati. Allora, come diceva il professor Casula, dobbiamo veramente ricominciare a pensare a un progetto di sviluppo della nostra società e della nostra economia diverso da quello attuale. Perché se non produciamo reddito e se non ricominciamo a produrre, perché l'alternativa è questa, perché quando uno non ha convenienza a produrre, non coltiva, giustamente,
non coltivando non produce posti di lavoro, non produce reddito, non produce lo stipendio per quella famiglia e per tutto l'indotto che c'è attorno. E allora questa domanda dobbiamo porcela. Però la realtà è ancora peggiore di questa che ho raccontato adesso, perché oggi gli importatori di grano comprano a 12-13 euro al quintale, 18 quando gli va male, e vendono qui a 25-26. Aspetta, però sono rimasto indietro perché adesso è salito il prezzo del grano. Ma ai molitori, cioè ai panificatori, la semola viene comunque venduta a 65 euro a quintale, ok? Che sia comprato da fuori o che sia prodotto qua, il prezzo al panificatore è quello, e su quello il panificatore fa il calcolo del prezzo del grano, del prezzo del pane. Il che significa che tutta questa, passatemi il termine, speculazione, rimane in mano ai pochi importatori di materia prima. Io ho fatto l'esempio del grano, ma Felice potrebbe fare meglio di me l'esempio del latte e dei formaggi, ma esempi come questi, perché noi siamo importatori dell'80% del nostro fabbisogno agroalimentare, una cosa vergognosa, abbiamo i nostri terreni senza far niente, i nostri figli a casa che non riescono a produrre reddito, però importiamo l'80% del nostro fabbisogno agroalimentare, con una perdita enorme, non solo a livello economico e di posti di lavoro, è una perdita sociale e anche culturale. Quindi bisogna interrogarci anche in questo modo. Quindi il compra sacco, e se guardi sotto c'è scritto dai forza alla Sardegna, non è solo un'esigenza, diventa di fatto una filosofia di vita, diventa la tutela del nostro, la tutela del nostro patrimonio. Per citare un esempio, sarò velocissimo, per citare un esempio che è successo a me, okay, che non avrei mai pensato, sono andato a comprare un paio di scarpe, che abbiamo detto prima, Geox, una marca italiana, pensavo fossero prodotti in Italia, li ho pagati 90 euro e dietro c'era scritto prodotti in Indonesia, importate a 2,70 euro il paio. Ok, 2,70 euro il paio. Allora, tutta questa differenza, chi se l'è presa? Allora, dobbiamo cominciare a concepire una distribuzione nella società di questo plus valore e non che si concentri solo su un'unica persona. Quindi anche questo va considerato. Prima cosa devo iniziare ringraziando Felice Floris per la battaglia che ha fatto. È una cosa che mi è stata impressa, tra le tante cose di questa battaglia corale di popolo è stata quella di vedere l'appello agli studenti universitari. Io lavoro all'Università di Cagliari, mi occupo del diritto allo studio universitario e poi sono vinto il figlio del pastore. Quindi c'è pastore, sono a Hamburgo, quindi hanno fatto tutto bestiame, tutto, e sono pastori sani, due persone mea, questa è pastoressa e sapusimo, tutto, e cada pastore che è il suo dottore, nel senso che cada pastore è sempre speciale, a sua tanca, a suo interesse, a suo lavoro, a suo bestiame, a suo rapporto con l'ambiente, con la comunità del giorno, no, professor Bandino, ma vince a sua ascensione sociale, a elevare la famiglia e si studia, o mentre diventa professore Buffoni, presidente corte d'appello, noi pastore, sempre sani, una crescita dell'azienda, del suo lavoro e della sua comunità. E mi dispiace, in questo catastrofe sociale sarda, sono io che sono pastore, andare a camerieri, non credo diventare manco andare all'università. Poi sul diritto allo studio, su IESTE, in Cagliari, vi tenimmo 1000 posti letto, però 28.000 fuori sede. Il problema non è più servire quei fuori sede, magari figli di pastori, ma che il pastore non manda manco più all'università il figlio, non va a produrre. È una catastrofe, sociale. In questo mondo è fracasso assurdo. Questo è un problema grave, ma grave vero. E noi ringraziamo Felice l'ha fatto conoscere la sua gente, se no non possiamo essere tutto dipendenti pubblico in Sardegna, santa pazienza.
Non si può essere dipendente, è cosa vuol dire il pubblico, modesto, è una riflessione che non è stotto. A questo popolo siamo diventamos, siamo già colonizzados, siamo scolonizzados. Non che c'è per la mia sono in gragna questo. Non solamente de lo che c'è per l'economia, che c'è meno usato, non sa avvelenare, non pienso sus tumores. C'è si gragna lo che c'è per questo. Lo che c'è per salimba e difendimos l'agricoltura, l'economia nostra, il modo nostro, se sapiesce millenaria del popolo nostro, può difendere a noi se tutto. E sti cosa questione. Di conseguenza, hanno progresso, primo progresso, secondo progresso, non va l'agricoltura, ma la pastorizia è un'abba, che un'abba non va nulla, abba bene comune, abba de totus, no abba a su 40% come entrare, ponimo su capitale di gusto a Banoa all'asta internazionale, terra resusta, Incada, Suez, Veolia, Inta, Caltagirone, e si caccia passava la nostra puro, l'ultima roba non sta barrata. Pensiamo qui, o mentre si da causare, come mentre su come adesso nostro, Renzo Toniolo, inquisito, segretario su sindacato Valdostano, a Nau, noi hanno quindi Mario Mede in Sardegna, andiamo a Nau, adesso siamo andati in Val d'Aosta, Zabba Valdostana e del suo popolo valdostano, sono il logo del mondo. 2 volte si va a comprare, tenere praticamente un tesoretto e deriva da Zabba Valdostana e la vende la Sener per l'energia elettrica. Praticamente tanto da Ribara, da Stato italiano come entrate, e più tutto da Ribara, da su si vende dei suoi privilegi, primo elettrico da Zabba Valdostana, adesso popolo valdostano, un fondo sovrano praticamente. Usa sovranità. Vi pensiamo, seconda cosa, abba bene comune. Terza, consumo del territorio. Ecco, sapete di poi visto il giorno, mi vengono un orfo. Un partito del governo, il riformatore, che ha proposto una legge regionale per avere deghe ampor del golf in Sardegna. Massimo, brava, bicchiere d'acqua e usava, e che la cercamos a Felice, a Riccardo, insomma, Ichines, poi dove va a campo da golf e terbala, villetta, di speculazione, dommetta, e su Ciambellone si aumenta sempre di pruso, e su Giuda Riccardo andava su Camerieri indovinare in Zarenas, un altro campo di golf, anche la Cabamba, vicino, e tra le memoria, i suoi domizia e tuo, non vanno usate, ma uno pigli, anche dei bambini, da seminiera, si inquina, allora può fare il castello, non vanno usate, noi siamo un preno e abbiamo tutto risolto. Questa certificazione è un trend centenario, non possiamo pensare di ragionare come per di Gaprena e non va possibilità di prima del campo del golf, ma siamo destinados. Siamo destinados. Quarto punto, paesaggio. Pastore difensore sul paesaggio, anda benissimo, sono perfettamente d'accordo, ma bisogna essere conseguenti. E sapete a me, che lo sono reso una classe sinistra, mi è capitato di intendere, un consigliere comunale e difendeva l'utilizzazione abusiva di sagro di sinistra, e a Mosonetta, lo partimos in negalotto, in modello di mettere campagna, di finta agricoltori, ma questi qui presidono il territorio. Gente non si poteva manco una matta per 200 e che c'aveva territorio a San Pastore serio. Ma è possibile, abbiamo visto questa maggioranza di persone ha fatto una circolare, non so bene cosa, per liberalizzare di nuovo l'edificazione rurale, ma non per venire incontro ai pastori, per venire incontro alla speculazione edilizia mascherata da intervento agricolo che consuma il territorio e distrugge chi vuole lavorare seriamente in campagna. Paesaggio di difendere in noi, uso solo punto nuovo, non mi ripeto su questo,
movimento antinucleares, movimento desa pastoría, que ora se pode dar, noi somos liberos, non si non ompera nessuno. A per interessare la causa di questo movimento, abbiamo rinunciato, abbiamo mollato una cosa importante, partidos e tutto, siamo gente libera e rimarremo questa terra. E tanto, speriamo che da noi cominciamo a nos conoscere, a essere comunità, a essere grama di amicizia, di amistà, di plus, una volta su mese. E sia da essa base per allegare. Noi diamo un obiettivo, su 15 di maggio, questo sul referendum, sul referendum alleghiamo di tutto, abbiamo cercato questa idea. E in questa base, proprio giusto sia, la prima parte però non muovere, per non conoscere, e per allegare, per costruire, per superare la Sardegna. Allora, Aurora. Ma nessuno si preoccupa delle donne. Davvero, io faccio il libraio e vedo cosa ci chiedono i turisti, andando a vedere dall'esterno, no? Perché fino a poco fa si è parlato dei problemi dal punto di vista dei pastori, degli agricoltori, di chi vive la Sardegna. Ma guardate che i turisti non vengono solo a vedere la Sardegna da contadina. I turisti vengono perché la Sardegna ha un profumo, è magica, il cibo è diverso, il cibo non è di plastica. La carne che si riesce ancora a mangiare in Sardegna ha sapore di carne e il formaggio sardo non è il grana padano, l'emmental bavarese, l'emmental francese, che francamente di tutto ha sapore ma non di formaggio, che poi ci abbiano educato, no, a conoscere altri cibi nei supermercati, va bene, però siamo in grado di scegliere e fare economia. Io personalmente quando vado a fare la spesa, come tutte, vado a vedere, è chiaro che io mi spavento quando vedo il latte Coapla o il latte Potta o il latte Arborea, perché io altri tipi di latte non ne compro, ma questo non perché lo stiamo dicendo oggi, è una scelta che ho fatto tanti anni fa. È chiaro che mi rendo anche conto però che costa quasi il doppio rispetto al latte Granarolo. Tenete conto che quel latte inquinato contiene nanoparticelle a iosa, perché era anche apparsa poi una denuncia, poi i giornali cancellano subito, la gente ha la memoria corta e vede l'offerta a 46 centesimi il latte Granarolo. È chiaro che chi deve fare i conti magari si spaventa, ma per me è importantissimo quello che mangiamo. Noi siamo quello che mangiamo. Partiamo, la decrescita felice ce l'abbiamo noi. Serge Latouche la scrive, la descrive, Pallante e tanti altri, fortunatamente. Quante più persone parleranno di questo, tanto più grandi saranno davvero le possibilità di salvare. Che cosa dobbiamo salvare? Il nostro rapporto. L'uomo ha perso il rapporto con la terra, con l'ambiente circostante, si è dimenticato che se muore l'ambiente siamo morti anche noi. Quindi difendiamo la nostra terra, ma la nostra terra è agropastorale e io lo vedo come un grande onore. Cioè, ma perché prima ci hanno convinto che il mondo industriale era moderno, invece il mondo agropastorale, oh, cosa deve conto, la lingua sarda, oh, ma è grezza, perché l'italiano invece è la lingua fine. Benissimo, ci hanno preso in giro però per troppo tempo. E allora, visto che fino a 30 anni fa nessuno ne parlava, l'ambiente era una ricchezza di cui nessuno si rendeva conto, perché nessuno la vedeva in pericolo, giusto? Nessuno doveva difenderlo, però ci siamo resi conto che invece abbiamo fatto fare troppo agli speculatori e ci stanno uccidendo, come ha scritto anche Fittipaldi in un suo libro. Col ricatto occupazionale ci stanno uccidendo. Abbiamo i bambini con la leucemia,
grazie a 4 posti di lavoro. Ma valiamo così poco? I nostri bambini valgono così poco? La nostra salvezza dipende da ciò che mangiamo, da ciò che la nostra terra produce, e affinché la nostra terra produca del cibo sano, la nostra terra deve essere preservata. Quindi attiviamoci tutti. Io non voglio disturbarvi perché sono anche una chiacchierone, potrei tirar fuori tanti argomenti e non voglio annoiarvi, però il 15 maggio abbiamo un appuntamento contro il nucleare in Sardegna. E siccome ne abbiamo perso uno nel 2005 contro le scorie industriali, perché qualcuno, per difendere interessi che non sono quelli del popolo sardo, ha invitato la gente a starsene a casa perché altrimenti si perdevano i posti di lavoro. Però noi rischiamo di perdere le vite e il lavoro c'è. Per chi? Con le radiazioni non avremo turisti, non staremo a parlare di biologico perché alla Sardegna non rimarrebbe niente. Questo sì che renderebbe felice qualcuno, avrebbe un territorio disabitato da poter utilizzare e sfruttare a loro uso e consumo, e questo non è un amore alla vita. Quindi ricordiamoci il 15 maggio, andiamo a votare contro il nucleare e votiamo sì. Grazie. Sono Mario, Michele e Marco. Mi collego all'ultima frase della collega che è intervenuto poc'anzi, quando dice andiamo a votare. Qualcuno ha detto non andate, andatevene al mare, andatevene in campagna. Se i sardi sono ancora questi, andiamo bene. Se i sardi accettano che uno mi dica non andare a votare, vattene al mare, siamo ben presi. E che nello striscione c'è scritto che noi siamo con i pastori e con i smessaius, mi fa un immenso piacere questo, perché mi dà l'opportunità di dire a Felice che le battaglie che sta portando avanti sono molto molto importanti, ma che non le vince da solo, non le potrà mai vincere da solo, perché né la CSS né il movimento dei pastori sardi può vincere contro chi ha il potere. E allora la mia impressione è che noi dobbiamo fare un cambio di rotta, dobbiamo unirci tutti, pastori sardi, tutti i movimenti, i smessaius, i agricoltori, contro quei poteri forti, perché altrimenti continueremo a fare le lotte. Felice con i suoi bei pastori andrà a Roma, ma non lo fanno scendere dalla nave, anzi li picchiano. Diceva qualcuno, ma si picchiano, no, picchiano a loro. E allora bisogna che si crei un movimento, ricordando che siamo in Sardegna, un'isola, e che quindi mi pare di ricordare che qualcuno qui ha detto che in altri tempi abbiamo mandato via i piemontesi. Beh, occorre che si faccia una cultura diversa, occorre che si uniscano tutti, e oggi mi dispiace che non ci siano Bastiano, Sale, perché anche a loro avrei detto unitevi, perché non serve essere Felice Floris che va ad occupare il Consiglio regionale, ti lasciano lì 6 mesi, non gliene frega niente. Il politico sardo prende 30-40 mila euro al mese, ma tu pensi che stiano pensando ai pastori sardi? Ti fanno la leggina, troveranno poi l'escamotaggio di non applicarla per non dargli soldi, e così fanno per gli agricoltori, così fanno per tutte quelle cose, tutte le leggi che hanno fatto, perché CGIL e CISDE-UIL sono con il potere. Quando la Camusso viene a fare il convegno ieri, giovedì, a Cagliari, e con i quadri sindacali rilancia ancora oggi l'industria in Sardegna, che ha trasformato tutti i contadini e gli agricoltori ad ottana, e poi è successo quello che è successo. Abbiamo visto tutte le industrie chiuse, noi lo stiamo dicendo da anni, la CSS sta dicendo che è ora di finirla con gli investimenti nell'industria, creiamo una cosa diversa in Sardegna, che può essere il rilancio dell'agricoltura,
dei pastori, degli allevamenti di bovini, di tante cose che non abbiamo, perché io leggevo 2 mesi fa nel giornale anche il re della salsiccia sarda importa i maiali, li importa dall'Olanda. E allora cosa stiamo aspettando a dire? O dalla Cina mi porti da cazzo vuole, non ce ne frega niente, ma comunque non sono santi, non sono santi. E allora occorre che qui si faccia una politica diversa, una politica di unità della nazione sarda, in modo tale da far capire ai nostri politici che non si lotta solo per avere le poltrone, non si viene solo alla CSS o ai pastori sardi a chiedere i voti quando ci sono le elezioni, ma che debbano capire che le organizzazioni, i movimenti sono uniti, e quando sono uniti hai voglia di dire a Cappellaccio chi c'è: se non fai le cose che fai te ne vai anche te a fare il culo, va bene? Perché non possiamo più aspettare, perché quando l'amico mio Gianni Sorrentino dice che va al supermercato, alla grossa distribuzione e così via, è la verità, amici, non pensate che l'abbia buttata lì perché non ha un fondo di ragione, ce l'ha la ragione come? Perché uno che non arriva a metà mese con lo stipendio o con la pensione non va a cercare di comprare prodotti sardi che costano forse perché sono sani, perché sono prodotti qui in Sardegna, costa qualche cosa di più, ma va a cercare quella possibilità di poter racimolare qualche cosa per la famiglia, perché non ce la fa. Anche i supermercati sono in crisi, perché i discount sono pieni tutti i giorni, andando a prendere dalle casse pasta non con il nome famoso, ma intanto quello deve tirare avanti con lo stipendio che ha, e quindi per poter vivere si adatta a tutto. Ha ragione Francesco Casula quando dice che per il mangiare si sta spendendo meno di quello che si spendeva 3, 4, 5 anni fa, perché la gente non sta mangiando più, sta facendo delle acrobazie per vivere, e non credete che ci siano più quelle famiglie che comprano magliette firmate a destra, stanno calando anche quelle, basta vedere che ci sono i saldi da 2 mesi e le vetrine sono ancora piene come lo erano il primo giorno. C'è una crisi totale, in Sardegna la stiamo sentendo ancora di più, si è parlato della Saras, ma cosa stiamo aspettando come santi a mandarli via, oppure costringerli a bonificare Utta, Pula e tutti quei territori che hanno dissacrato, oppure faccia una politica diversa. Amici miei, la benzina in Sardegna costa più del continente e abbiamo una raffineria della Saras, ma allora perché ci dobbiamo prendere l'inquinamento della Saras quando poi paghiamo la benzina più a costi più alti ed elevati di tutti gli altri prezzi? Non è più possibile tenere queste cose qua. Abbiamo mandato gli americani che ci davano dei posti di lavoro dalla Maddalena, bene, hanno fatto a mandarli via, ma gli disoccupati stanno anche alla Maddalena. Nessuno ha fatto niente per questi lavoratori. E allora c'è bisogno di unirci, perché se non ci uniamo non vinciamo. La CSS lo sta dicendo da anni, perché non contiamo. Perché non contiamo? Perché non c'è possibilità di sfondare contro chi ha il potere di CGIL e CISL-UI. Miliardi dallo Stato, miliardi dalle regioni, miliardi da tutti, anche da chi secondo loro producono e danno lavoro. Non è vero, sono d'accordo con i datori di lavoro, si vendono per i lavoratori, si vendono con i datori di lavoro contro i lavoratori, e quindi occorre che si faccia un discorso diverso. Leggevo in Italia oggi avantieri sul calo di iscritti che hanno avuto CGIL e CISL-UI. Guardate bene che noi dobbiamo spingere perché la nuova piattaforma sulla contrattazione venga applicata, perché questi, se applicano al nuovo modello di contrattazione, perderanno tutto, perché non ne hanno iscritti, stanno vivendo solo con i pensionati. La CGIL ha perso il 65% degli iscritti sulle fabbriche.
Quindi stiamo attenti a queste cose, perché altrimenti non ci riusciamo manco noi ad avere una visibilità all'interno della nostra terra. Andiamo lì, ci chiamano, ma che cosa serviamo? Diciamocelo francamente. E allora, perché ci sia visibilità, perché ci sia potere contrattuale, occorre che tutti i movimenti, tutte le organizzazioni sindacali autonome si uniscano in modo tale che facciano capire alla regione che non è CGIL e CDU che devono contare, ma devono contare chi ha la rappresentanza vera dei lavoratori. Io sarò veloce, prima cosa volevo ricordare Armando Pila, oggi sarebbe stata una buona giornata per lui, parliamo di pastoralismo, per cui sarebbe stato molto contento e felice, anche perché rispetto ad altri dibattiti e ad altre presenze che abbiamo avuto su questo tema altre volte, oggi c'è stato un dibattito ampio, molto ricco, e le rappresentanze sono state molto ampie. Oltre che parlare, come è successo qualche volta, tra noi stessi, abbiamo parlato anche con altri, e sono altri che oggi, rispetto ad altri periodi dove noi siamo stati trainanti, sono loro che sono emergenti, sono loro che stanno portando vertenze importanti, importantissime. Guardate, la Sardegna si salva se ci salviamo e se ci mettiamo d'accordo noi stessi. Se noi continuiamo a essere separati siamo destinati all'estinzione. Ormai anche non solo la situazione produttiva, ma anche la situazione delle nascite, della prospettiva delle nuove generazioni e le prospettive dei nostri figli si stanno riducendo. Questa non è più una situazione dove possiamo scherzare o possiamo cercare di non capire. Il futuro del popolo sardo sta entrando in crisi. Il futuro del popolo sardo, come le riserve indiane stiamo diventando. Stiamo andando all'estinzione. Per non andare all'estinzione dobbiamo riprendere a produrre, dobbiamo riprendere ma a grandi passi, produrre la pastorizia, il settore della pastorizia, il settore dell'agricoltura, il settore dell'indotto. Se noi riusciamo a fare queste cose, riusciamo a rimettere in piedi un movimento che rimette in discussione i modelli di sviluppo che vogliono nuovamente imporci, l'intervento della Camuso, il cambio di rotta della CGIL, dove stava indicando anche nelle risorse locali in questi mesi scorsi, ormai quella battaglia della CGIL dentro la CGIL l'hanno persa. Siamo ormai a un nuovo modello di sviluppo che è quello industriale, quello della chimica, quello della petrochimica, quello delle basi militari. Questo è l'altro dramma. Da una parte cercano di nascondere Quirra, dall'altra cercano di riproporre Quirra, come centro sperimentale missilistico, come centro sperimentale di combattimento per le altre nazioni. Per cui su questo dobbiamo essere seri, su questo dobbiamo riprendere le tematiche che la CSS ha sempre portato avanti e che ci ha sempre visto insieme, e a fianco dei lavoratori della terra e dei pastori. Se non c'è il sviluppo della pastorizia, il sviluppo dell'agricoltura, la battaglia è persa, non abbiamo più futuro neanche noi. Per cui avanti assieme e sempre convinti di queste tematiche qui. Grazie a tutti. Riserviamo l'ultimo intervento a Michele, che è del Movimento Pastori, che ci fa piacere sentire anche un'altra voce. Volevo dire solo una mia esperienza personale in fatto al mangiare sardo, al mangiare la carne che produciamo. Io da poco ho avuto un battibecco con un alto funzionario dell'ASL che ci criticava il movimento perché siamo andati a impedire anche per un attimo l'importazione di prosciutti, l'importazione di questa carne. Critiche serie, critiche anche aspre. Ma io gli ho detto, mi scusi, ma queste sono le parole di quest'alto funzionario.
la produzione sarda non basta per coprire. Cosa devono fare questi altri commercianti, questi grossi commercianti? Cosa devono fare? Devono importare per forza, perché qui non basta. Porca miseria, gli ho detto, ma è possibile che lei, che amministra, certo, non capisce che questa è la politica autodistruttiva che ci stanno facendo? La politica di soppressione. Se mi impongono qui, se mi mettono qui nel mercato questa carne olandese a 2 euro, io non posso produrre a 2 euro, sono costretto a non produrre, perché vado sotto. Ecco la politica. Qui ci deve essere la politica da dare queste regole, che ci deve tutelare, perché qui si va, sempre l'ho sentito, sì, però sono loro i responsabili, ma c'è poco da discutere. Bisogna lì combattere questo regime, diciamo, questo sistema. Ma non so, con lui loro devono importare, sì, devono importare, perché io non posso più produrre. Ecco perché già la proposta che il movimento ha lanciato, non produrre, secondo me fa suscitare un po' di autoriflessione a chi magari è titubante, a chi magari non conosce realmente o fa finta di non conoscere i veri problemi di chi lavora, di chi campa la famiglia vera dal lavoro del latte, dalla terra, dalla carne. Perché si parla, sì, ma poi in realtà poi chi amministra il nostro prodotto a livello funzionario, come ASL, come altri funzionari che poi scrivono le leggi, scrivono i POR, scrivono le cose che poi a noi ci obbligano a fare. Quelli sono quelli che vanno convinti, vanno spiegate le cose. Perché a noi, al popolo delle campagne, non devi spiegare perché il nucleare non c'è bisogno. Perché noi viviamo dall'aria, dalla terra, non c'è bisogno che a noi ci dicano il nucleare no. Ma questa è la gente che ci amministra, perché quelli amministrano il potere, quelli amministrano i nostri soldi. Io già faccio la mia scelta, perché la ritengo. Io il 20% produco quest'anno, io i montoni li do solo a 50 pecore, il mio uso familiare, basta. Perché se io produco tutto il gregge, continuo a alimentare questi che già mi stanno affossando, contribuisco alla mia distruzione e poi faccio riflettere un po' di gente, perché noi abbiamo un barcone di gente sopra, un barcone di gente da mantenere, diciamolo pure, il signore prima ha detto 2000 funzionari, ma cioè sono 5.000, sono 7.000, sono più i funzionari che amministrano il nostro prodotto, che grazie al nostro prodotto hanno un posto di lavoro, hanno giusta riconoscenza con tutti i diritti che un cittadino a un posto di lavoro può. E noi invece no. Sì, no, ma sì. Sì, sulla stessa barca sì, ma noi stiamo in difficoltà e tutti hanno il posto garantito. Secondo me bisogna ripartire da zero. Ripartire da zero vuol dire un po' pulire tutti questi uffici che si sono riempiti in 30 anni di politica corrotta, perché se no non si può andare avanti. Per ripartire da zero, ripartire sani, veramente, chi li campa tutta questa gente? Chi garantisce questi posti di lavoro? Se i pastori e gli agricoltori non ci sono più. Quindi ripartire da zero vuol dire andare contro questo sistema politico, tutti uniti, perché se no non si va da nessuna parte, quello senz'altro, tutti uniti. E ripulire un po', perché se no è un destino. Questi fanno da tramite, da noi alla politica. A noi ci sfruttano e con la politica ci vanno a braccetto, non possono andare contro. C'è un divario tra i politici al popolo.
c'è proprio un muro grosso, in mezzo ci sono questa marea di gente che, parlo di APE, parlo di ARA, parlo di uffici, consorzi di bonifica, cioè c'è una marea di gente che grazie, riflettiamo su questo, perché questa è tutta persone che non li vedo preoccupati in questa crisi più di tanto. Basta andare 10 metri al tracetto al Palazzo della Regione, si garantisce la cosa. Cioè, non è vero che i soldi non li hanno dati, i soldi li hanno dati all'agricoltura e alle parafrine, li danno. Ma vanno divisi su tutto questo barcone, a chi produce, fanno le briciole.